Il tempo passa, ma non per il Museo del Tempo di Pesaris, in Carnia, dove le lancette dei contributi pubblici si sono fermate e non si sa quando ripartiranno. C'è un museo dell'orologio, forse il più ricco d'Italia, sicuramente il più visitato in assoluto a nord di Udine. Accatastato in un'ex osteria del villaggio e in tanti magazzini nascosti. E c'è un immobile destinato a ospitarlo definitivamente che sta andando in rovina. In un bar, in un ex bar, è il museo più visitato della Carnia, quindi bisogna fare qualcosa. Quanti visitatori ha? È arrivato a 10.000, cosa che In un anno? in un anno, cosa che per esempio il museo di Tolmezzo, quello delle arti carniche di Tolmezzo, è a 2.500. Attualmente qui c'è una progettualità per realizzare la Casa del Tempo, al cui interno troverebbe la sede definitiva il Museo dell'Orologeria Pesarina e delle spazi didattici per fare attività sempre relativa all'argomento tempo. Non doveva essere già pronto? Diciamo che c'erano dei finanziamenti che per vicende varie sono stati poi revocati. Quanti soldi servono? Doveva essere pronto. Quanti soldi servono? Ma io penso che saranno circa sui dai 2 milioni ai 2 milioni e mezzo per avere l'edificio completo. Quando arriveranno? Allestito. E questo lo stiamo vedendo, purtroppo ancora non lo sappiamo. Sì, ha senso spendere 2 milioni e mezzo per 140 abitanti? Ma non è un museo, intanto non è un museo, è una scuola. E poi non è per gli abitanti, ma è per le scuole dall'università fino alle elementari e quindi per tutta la regione. E poi il museo crea posti di lavoro. Sì, abbiamo predisposto per il paese di Pesaris una progettualità di sviluppo, partendo da un concetto che le nostre tradizioni, la nostra storia è una storia importante, piena di significato, di contenuti. Noi dobbiamo non stravolgerla, ma partire da questa nostra tradizione, da questa nostra storia e con l'innovazione creare il nostro futuro. Il nostro futuro è in continuità quindi col passato, per cui quello che noi vogliamo è rendere il paese fruibile, ma senza snaturarlo e quindi permettere alle persone di vivere il paese come veramente è. Noi adesso già da 2 anni nel periodo estivo, per il momento nel periodo estivo, chiudiamo al traffico tutto il paese e quindi i visitatori possono tranquillamente fruirlo, ma anche i bambini possono essere lasciati a giocare come giocavamo noi da bambini, insomma, no? Cioè completamente liberi di correre, di andare e i genitori tranquillamente rilassati perché non succederà nulla. Pesaris è una delle 13 frazioni di Prato Carnico, 900 persone in tutto, parte del club dei borghi autentici d'Italia, ma ha una sua storica autonomia basata sulle proprietà collettive, i boschi, gli immobili come la Casa del Popolo, appena restaurata in cerca di un gestore del bar ristoro, e altre attività e servizi. 700 metri di altezza, una valle di 25 km circondata dalle Dolomiti, diventata meta di un turismo con qualche ambizione sciistica, ma soprattutto culturale e del vivere bene, con il senso del passato. E dietro gli oggetti del museo al chiuso e all'aperto c'è la lunga storia di un'industria secolare, la Solari, cominciata nel 1725 con l'antica e premiata fabbrica di orologi da torre e sviluppata nel Novecento con gli orologi pubblici, i segnaingressi nelle fabbriche e soprattutto i display informativi a palette, un brevetto che ha anticipato i tempi e contraddistinto l'immagine del gruppo per sempre. Io sono entrato nella Solari nel 1970, negli anni 70, 1980, 78 per la verità. Imparavamo l'arte del lavoro in officina. In quanti eravate? Eravamo quel tempo in centinaia. E adesso quanti sono rimasti? Adesso una ventina. Prima cosa facevate allora?
Prima facevamo praticamente orologi da timbra cartellini, come si vede in questa sala qua. E adesso cosa fate? E adesso qui a Pesaris è rimasto un reparto di produzioni meccaniche dove si fa tutto ciò che riguarda lavorazione lamiere e tornerie. Per esempio cioè gli indicatori per la metropolitana di New York, i contenitori li fate qua? Vengono fatti. Un orgoglio per i friulani che girano il mondo e che trovano il brand nei cartelli, negli aeroporti, nelle stazioni, in metropolitana o per le strade delle grandi città. Attraverso tante vicissitudini, oggi la Solari, con stabilimento a Udine, ha trovato un altro futuro nei sistemi di informazione pubblico e orologeria industriale, con le nuove tecnologie, i LED, oltre alle classiche palette che restano anche negli oggetti cult di design. Cifra 3 fa parte della collezione permanente dello Science Museum di Londra e del MoMA di New York, dove c'è anche il display a palette per le informazioni al pubblico. Non a caso Massimo Paniccia, presidente della Solari e protagonista del rilancio, lo ha rimesso in produzione. Il Cifra 3, l'orologio disegnato da Gino Valle, è attualmente esposto al MoMA di New York, al Museo Metropolitan di New York, ed è un nostro orgoglio friulano, pezzo di design per sempre. Dietro ogni orologio c'è una storia che si potrebbe raccontare, anche la storia proprio dell'oggetto, di come è nato, di chi l'ha fatto, di come l'hanno pensato. Degli attrezzi per farlo. Degli attrezzi per farlo. Quindi altre cose sono in magazzino? Altre cose sono in magazzino. Quanti potrebbe fare più di un museo? Potremmo tranquillamente farne 3, secondo me. No? Complessivamente vale molto più di 2,5 milioni, no? Sì, noi abbiamo messo a punto una progettualità che si aggira fra i 7 e gli 8 milioni di euro, però questo comprende la sistemazione del paese, l'avvio di attività, la predisposizione di alcuni, per esempio degli spazi di vendita, no? Questi piccoli negozietti dove si dovrebbero vendere i prodotti locali, non solo della meccanica e dell'artigianato, ma anche l'agroalimentare, per esempio. E quindi far diventare un punto di vendita delle specialità. Ma perché non volate altro? Magari un oggetto di design fatto meccanicamente ma con qualità e innovazione. Noi come amministrazione, per esempio, promuoviamo queste cose. Questo poi è un compito delle aziende private. Che Architetto, c'è uno spazio per questo? Cosa si potrebbe fare? Si potrebbe fare ad esempio un concorso di design su questo tema, invitando giovani designers a esprimersi e a creare un oggetto al passo con i tempi, con le linee, che riassuma la tecnologia, la storia, la cultura, ma declinata secondo i tempi moderni. Una storia, quella di Pesaris, che giustifica un futuro ambizioso non solo nel turismo, che ormai qui è di casa, in diverse lingue. Abbiamo creato una rete con 10-12 imprese, una rete di impresa nel settore legno, per esempio. Che cosa fa? Cosa produce? Allora partiamo dal bosco e arriviamo alla produzione di strumenti musicali. C'è un'azienda che costruisce clavicembali tradizionali, tutto manuale, molto molto apprezzati dai maestri di musica perché sono veramente ottimi come qualità. Un'altra azienda, altre 2 o 3 aziende assieme, perché ognuno ha fatto una parte, abbiamo fatto progettare una lampada con candela dove si mescolano il legno e la pietra, perché uno degli artigiani lavora anche la pietra. E questo è un esempio, cioè una slow lamp cosiddetta, così chiamata, prodotta interamente con produzioni locali, con i mestieri e i saperi locali, ed è venuto fuori un oggetto firmato molto elegante e estremamente interessante. Quindi secondo me questa è un po' la direzione, e chiaramente queste imprese che sono micro, o io le chiamo le nano imprese perché sono 1, 2, 3 persone, devono essere un po' indirizzate e sostenute, ed è quello che noi pensiamo di fare un po' in tutti i settori. Stiamo lavorando un po' sull'agroalimentare e lavoreremo sull'artigianato, perché questo potrebbe essere un indotto estremamente vantaggioso per i produttori locali. Questo è un clavicembalo che stiamo costruendo attualmente, manca la tastiera che è già pronta, la meccanica,
e diciamo che è fatto interamente con legni locali. Quali sono? Abbiamo l'abete che abbiamo utilizzato per la tavola armonica, che è abete carnico. Poi abbiamo il noce, che è chilometri 1 si può dire, tagliato qua vicino. Abbiamo il tiglio che è di Villa Santina, tagliato a Villa Santina. E poi abbiamo il faggio, che anche questo è carnico per il somiere. Poi a seconda della tipologia, insomma, dei legni, degli strumenti, diciamo, si possono utilizzare più legni. Faggio anche questo? No, questo è tiglio. Ah, ecco, questo. E poi che lavorazioni mancano qui? Che lavorazioni mancano? Qua adesso la tastiera, le tastiere, perché sono due, sono già pronte. In che legni sono? La tastiera è in abete, con la copertura invece purtroppo bisogna utilizzare l'ebano perché fa parte della tradizione. Dall'Africa? Esattamente, viene importato dall'Africa. E purtroppo non abbiamo l'ebano anche qua. Comunque volendo si possono utilizzare altre tastiere, ma è una cosa che ci vuole un po' di tempo. Mancano le gambe, no? Le gambe? Sì, qua il supporto verrà fatto il supporto come l'originale, che è costruito in Germania ed è un supporto molto lavorato. In che legno? Ma il supporto viene laccato, per cui si può utilizzare il faggio, il tiglio. Questi legni quanto devono stagionare? Per quanto riguarda supporto e parti diciamo che non hanno una funzione fonica nello strumento, è la stagionatura tradizionale, no? Invece per quanto riguarda la tavola armonica ci vogliono almeno 5 anni perché si possa dire che il legno è pronto. Come vi garantite che il legno sia stagionato 5 anni? Generalmente sappiamo chi l'ha tagliato e cerchiamo di fare ogni anno un po' di magazzino per... Quante ore di lavoro per fare un clavicembalo? Una bella domanda, non saprei dire. Quanto costa? Dipende dal modello. Un modello come questo finito col supporto che verrà appunto fatto come l'originale. Poi questo verrà laccato e verranno fatti dei decori in foglia d'oro, andremo sui 20.000 euro. L'originale è stato costruito nel 1612 da un costruttore fiammingo. Ma cos'è che strumento è? È la copia di un Ruckers, è sempre un clavicembalo. Niente, Che suono ha di diverso da quello lì? Se suonassimo le stesse note? Il timbro è più, in questo caso, è più morbido, più cupo, no? Abbiamo un suono più nasale, no? Diciamo.